Ci sarà anche l'agrigentina di adozione, ma toscana di nascita, dottoressa Vania Pistolozzi, tra coloro che riceveranno il premio Donna Attiva 2020, giunto alla 12ª edizione e promosso dall'omonima associazione di Monreale, presieduta dalla giornalista Ina Modica. La manifestazione, che premia alcune eccellenze siciliane, sicché si sono particolarmente distinti in vari settori della vita economica e sociale. La manifestazione è nata a Monreale nel 2003 come premio giornalista in rosa e in programma oggi pomeriggio dalle ore 19 a Villa Amalfitano in via Dante a Palermo. Riceveranno il premio 11 donne e 2 uomini, a testimonianza della ferma volontà di valorizzare e promuovere un'identità di genere per l'impegno che giorno dopo giorno profondono a vantaggio della collettività, offrendo un valido esempio di professionalità e intraprendenza in un contesto in continuo divenire. L'edizione 2020 si sarebbe dovuta tenere lo scorso marzo, ma la pandemia ha costretto l'associazione a rinviare il premio e ora si vuole promuovere una ripartenza reale tramite un'occasione di confronto e riflessione. La conduzione della cerimonia è affidata a Giada Delfio. Questo è l'elenco dei premiati di questa edizione: Catena Fiorello, Francesca Cacciola, Beatrice Casamassa, Daniela Crimi, Giusi Fabio, Giulia Gioffrè, Nadia Lobosco, Vania Pistolozzi, Agostina Porcaro, Roberto Puglisi, Margherita Rizza, Fabio Venturella e Pamela Villoresi. Mansioni per Alessandra Palma e Marta Pasquini. Vania Pistolozzi è nata a San Marcello Pistoiese, Agrigentina, vive e lavora a Campobello di Licata nel settore marketing di una nota azienda vitivinicola. Laureata in scienze politiche, indirizzo politico internazionale all'Università di Firenze, specializzata in diritto comunitario, ha iniziato la sua carriera manageriale nel mondo dell'editoria specializzata come responsabile dell'ufficio pubblicità relazioni esterne in una azienda toscana. Il premio è realizzato anche in collaborazione con diversi partner ed enti pubblici che hanno assicurato il patrocinio, tra gli altri l'Assemblea regionale siciliana, il Comune di Monreale, la Fondazione Sicilia, l'Ordine dei giornalisti di Sicilia, l'Associazione Siciliana della Stampa, il Comitato Pari Opportunità, la Caritas, il Consorzio Area Vita e Daniela Cocco. Sentiamo in merito la stessa Vania Pistolozzi. Beh, è un momento sicuramente importante. Quando si riceve un premio è il momento in cui ci si rende conto e si fa una riflessione sulle cose che sono accadute e positive nella propria vita e nella propria vita professionale, ma è anche un momento importante perché ti dà stimolo per il futuro, no? Perché è una sfida e ti senti ancora più responsabilizzato per cercare di fare le cose al meglio. E poi per me assume un significato particolare perché lo ricevo qua in Sicilia, che è la terra dove ho deciso di venire a vivere, per cui è sicuramente estremamente emozionante per me ricevere questo premio. Voglio dedicare questo premio a una persona che purtroppo non c'è più, è mio padre. Avrei tanto voluto che fosse presente, che potesse godere di questo momento insieme a me. È stata una figura importantissima nella mia vita da tanti punti di vista, per cui sì, questo premio è senz'altro dedicato a mio padre Italo.